Benvenuti a tutti in un'altra domenica di gravel. Oggi siamo a Grezzana, in provincia di Verona, per un giro ad anello dove toccheremo il cuore dei Monti Lessini. Partenza subito arrogante. Abbiamo quanti chilometri? Abbiamo una salita di 36 km, precisamente con un dislivello di 1700 metri. Ok, quindi sarà una salita prevalentemente su asfalto che ci porterà però al rifugio Castell'Elberto. Da lì ammireremo il panorama, entreremo nel cuore della Lessinia, il cuore gravel che ci piace a noi, e da lì panorami come sempre. Concluderemo l'anello, birretta, solite cose, dai, partiamo. Traccia di oggi che si sviluppa su 85 km con 2100 metri di dislivello, che praticamente è tutto sulla prima parte e sarà letteralmente un conquistare il rifugio Castell'Elberto e il panorama che troveremo poi su in altura. Adesso proseguiamo con questa salitona che parte morbida ma subito. Sguardo qui, panorama. Abbiamo badato bene di dare la giusta pressione alle gomme per non fare troppa fatica su questa prima tratta asfaltata, e poi al momento giusto si dà una bella sgonfiatina per affrontare al meglio il gravel di oggi. Trattina bella calda, ma calda. Abbiamo già macinato un 13 km di salita e mancano ancora un bel po', e niente, fa tanto caldo. Siamo a quota 550 metri, speriamo di salire un altro pochino per arrivare a una zona un po' più fresca, perché stiamo facendo una fatica bestia. Trattina un po' più boschiva e abbiamo raggiunto 700 metri di quota e si sentono tutti. Mamma mia, prima tratta era caldissima. Guardate, fa decisamente più fresco. Stiamo percorrendo ormai da un po' la strada provinciale dei 13 comuni. Pausa caffè frizzante. Abbiamo macinato 14 km con 770 metri di dislivello. Questa va giù bene, e anche cochina per integrare un po' di zuccheri. Caldino, non ho bagnato. Ho fatto una doccia. Praticamente. Fortunatamente lungo la strada c'è una fontana dove ci si può rinfornire d'acqua, e anche fresca, devo dire. Siamo a 1100 metri di altitudine. Guardate cosa si è aperto. Stiamo praticamente costeggiando interamente il Trentino. Siamo proprio tra Veneto e Trentino,
Ecco il rumore che ci piace. A tirare su bene la salita, E qui subito i primi panorami montani. Guardate che bellezza! Cominciano le cose serie, sentiero un po' più scassatino qua. È la prima volta che non tiro fuori il drone per fare riprese, perché è talmente bello che basta veramente qualche video. Cioè, Lessini Paradiso, devastante. Oh. Se la fidanzata vi ha mollato, se qualcosa non funziona nella vostra vita, compratevi una gravel e cominciate ad esplorare questo mondo bellissimo, che vale la pena. La salita adesso prosegue dopo una discesina un po' tecnica e siamo al Passo Fittanze, 1393 metri. Qua ci sono un po' di baretti, adesso mi sa che ci riforniamo di un altro po' d'acqua. Eccola la Carla. Le parole vengono meno in questo video perché il panorama parla da solo. È veramente magico sto posto. Nuvolette a oggi che mi fanno impazzire, mamma mia. Abbiamo avuto un attimo di respiro, ma la salita continua. Abbiamo gli ultimi 6 km e 350 metri di dislivello. E adesso rimbocchiamo un altro po' di sterrattino, ultimi 2 km e mezzo di salita. Ormai giunti al rifugio Castell'Elberto.
Castello Alberto, panorama. E adesso andiamo a bere. Sgrassatina con l'acqua frizzante. Rinfornimento d'acqua fatto. Ci godiamo un minuto di panorama e poi filiamo giù. Facciamo rifugio, continuiamo. Guardate che sentiero stupendo che stiamo percorrendo. È una meraviglia. Sono stato veramente stupito oggi dalla pace, dalla tranquillità che trasmettono questi lessini. È veramente un gusto pedalarci. Cartolina, pazzesco. Ma che tracce vi porto? Cioè, No, è qualcosa di... ma che panorami vi porto io ogni Paradiso. settimana? Guarda che roba! Ma che cos'è? Adesso percorreremo tutto questo sentiero qua che vedete e che poi sale lassù. Basta, serve dire altro. È bello scassatello, ma abbiamo fatto anche di peggio. Guardate come cavalchiamo questo sentiero. Siamo rientrati subito sul sentiero. Abbiamo 2,5 km di salita. Con le ragazze che non mancano, sempre presenti.
è un po' in mezzo al sentiero, facciamo a salire arrogantemente questo pezzettino. Adesso un po' di discesa tecnica, fare molta attenzione qua perché sono delle belle basegne. Secondaria pazzesca. Che discesa fantastica, fantastica. Tutte strade secondarie, ci mancano 23 km per concludere questo anello meraviglioso, credo uno degli anelli più belli fatti qua nel territorio. Oggi veramente bellissima, traccia magnifica. Tocca mostrarvi questo panorama così. Così a 360. Borghetti che stiamo passando, pazzesco, pazzesco. Incredibile. Ultima salita, ci siamo, abbastanza arrogante anche. Mancano 13 km a conclusione della tappa. Mi chiedo cosa ancora può regalarci, cosa ancora possiamo vedere, perché oggi abbiamo visto tutto quello che si poteva vedere l'abbiamo visto. Conclusa ormai anche ufficialmente l'ultima salita. Mancano 400 metri. Non mollano, non mollano, non mollano. Zana! Forza anche. Conclusioni di giornata. Allora, oggi giro da 1 a 10, anche volendo essere puntigliosi e cercando di trovare qualche difetto. 10 assoluto. 10. Giro di oggi 10, dalla salita, il panorama, la discesa, il ritorno. Giro uno dei più bei giri che ho fatto qua nel territorio. Bellissimo. Veramente molto bello. Anche il gravel era bello, non era particolarmente arrogante, quindi sì, era piacevole. C'erano delle trattine comunque un attimo tecniche, però
non come Aspetto. quelle che abbiamo fatto le settimane precedenti. Ultimo video tra l'altro, perché sabato prossimo partiamo, quindi partiamo da casa direzione Atene. Sarebbe molto bello insomma che tanti di voi ci seguissero come fate sempre. Ho già creato dei contenuti da mettere nel frattempo che, che saremo in viaggio, e quindi niente, con questo noi vi salutiamo, vi ringraziamo come sempre, ci fareste un enorme favore iscrivendovi al canale, perché così ci supportate veramente e ci date la possibilità di caricare sempre nuovi contenuti, nuove tracce, e continuiamo con le nostre birrette. Da Grezzana è tutto.